Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palazzo di Cadolfin Palu Broker in Bassano per la 10ª giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano di Serie A. Si affrontano l'U-Broker Bassano, padrone di casa, contro l'Hockey Sarzana, avversario storicamente scorbutico per quanto riguarda Bassano, sia nella pista ligure che qui al Palazzo, sulle tavole del Palazzo, ha sempre creato un bel po' di grattacapi alla formazione giallorossa. Andiamo subito con le formazioni ufficiali in pista, cominciando per dovere di ospitalità dall'Hockey Sarzana, che schiera al portiere di scorta Alessandro Grossi, quindi il numero 5 Santiago Manrique, il numero 7 Lucas Tabarelli, il numero 10 portiere designato Simone Corona, numero 11 Davide Borsi, numero 17 Xavier Rubio, numero 24 Sergione Festa, che indossa eccezionalmente i pattini per qualche defezione della formazione rossonera, ma è il coach della squadra ospite, numero 27 Jan Munne, numero 46 Giampiero Andreani, numero 88 Francesco De Rinaldis e il coach nell'occasione, coach giocatore Sergio Festa, che è un doppio ex perché ha militato su entrambe le sponde dell'hockey bassanese, sia con l'hockey Bassano 54 che con la Roller Bassano, quindi conosce perfettamente l'ambiente e la realtà territoriale. Per quanto concerne invece l'hockey Bassano, hockey U-Broker Bassano, il numero 4 è Gerard Riba, il numero 5 Alberto Postato, per l'occasione capitano, numero 8 Pato Ipinasar, numero 14 Facu Posito, numero 28 Mattia Verona, portiere designato, numero 29 Matteo Cardella, numero 50 portiere di scorta Francesco Girardi, numero 55 Giuliano Giuliani, numero 75 il recupero dell'ultima ora Nando Montigel, numero 87 Francischi Pinazar e il coach è Alessandro Bertolucci. Manca Capitan Scuccato, che è una defezione un po' dell'ultima ora, mentre per scelta tecnica non c'è Grimalda e probabilmente anche in coincidenza dell'assenza di Capitan Scuccato. Ecco qua, no, c'era stata data una segnalazione differente, appunto c'erano state consegnate appunto delle formazioni che non erano idonee per così dire, quindi Capitan Scuccato lo vediamo regolarmente nei pressi degli arbitri, va bene, succede, a volte capita bene, buono a sapersi, come si suol dire, che Scuccato è regolarmente in lista, anche perché eravamo rimasti a ieri e ieri il bollettino medico registrava solo il dubbio legato a Nando Montigel, che spieghiamo immediatamente. Nando Montigel da 10 giorni soffriva di un sospetto stiramento, poi gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso guai fisici all'adduttore, che creava infiammazione al giocatore giallorosso, era stato un affaticamento e quindi un semplice risentimento muscolare che è stato gestito in settimana con riposo e terapia. Adesso bisogna vedere quale sarà il minutaggio di Montigel, perché è chiaramente un preallarme, non è il caso di rischiare il giocatore e va gestito in previsione tanto di stasera e soprattutto del big match di domenica prossima a Trissino, non tanto per la sfida importante di giovedì sera, lo ricordiamo, in Champions con lo Sporting Lisbona, una corazzata a livello europeo. È evidente che Bassano non ci tiene a fare brutte figure, però la priorità è stasera e domenica prossima al limite. La gara di giovedì è indubbiamente una formidabile vetrina, prestigiosa, lusinghiera, ma resta formidabile vetrina. I direttori di gara sono Simone Brambilla di Agrate e Brianza e Vincenzo Marinelli di Bari, con ausiliario canonico. Lo vediamo bello sorridente, Scuccato, e quindi meglio così, c'era stata fornita una distinta
evidentemente non corretta, meglio così. Quindi per quanto riguarda il match di stasera è chiaro che Bassano l'ha spiegato in maniera evidente. Coach Ale Bertolucci alla vigilia ha detto: non dobbiamo essere scintillanti, non dobbiamo essere necessariamente spettacolari, dobbiamo essere concreti, dobbiamo essere pratici, perché è un momento della stagione nel quale è assolutamente necessario essere più che mai sul pezzo, come si suol dire. Nel frattempo, visto che la lista non era stata esemplare, notiamo anche la presenza di Vale Grimalda, e allora capiremo cammin facendo quale sarà la struttura di Bassano. C'è stato, come si suol dire, un equivoco di base nella consegna delle liste. Vabbè, sopravviveremo tutti quanti, ben inteso, però adesso capiremo assieme a voi quali saranno le scelte di coach Ale Bertolucci. Di sicuro il recupero in extremis di Nando Montigel credo lasci un po' preludere che lo staff medico abbia dato il benestare. È evidente non sarà in condizione smagliante, ma in grado di tenere il match. Intanto Grimalda è il portiere destinato alla titolarità, e Montigel appunto parte in quintetto, probabilmente col benestare, il nulla osta medico. Montigel sarà del match. Vediamo poi con l'evolversi della partita il minutaggio. Con lui c'è anche Pozzato, Scuccato, ovviamente lo stesso Montigel, e Francisco Ipinazar, come ampiamente previsto. Prima della gara, è giusto ricordare, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del padre del presidente del Bassano Hockey, Roberto Baggio. Papà Guido è venuto a mancare in queste ore. E ci uniamo simbolicamente all'applauso del palazzo in ricordo del papà del massimo dirigente giallorosso che è venuto a mancare nel corso di questo weekend, e quindi condoglianze vivissime alla famiglia Baggio. Vediamo intanto che assieme a Corona il Sardana schiera Jan Munne, De Rinaldis, Xavier Rubio. E il primo possesso è chiaramente, oltre a Xavier Rubio, anche Santiago Manrique, con Tabarelli come primo cambio, un cambio di lusso. Sardana è una squadra speciale perché ogni anno pesca benissimo, a mio modo di vedere, nel mercato stranieri. Il presidente Corona ha un feeling unico col mercato sudamericano e argentino in particolare, non sbaglia mai una mossa. Primo possesso intanto per i rossoneri liguri, non sbaglia mai una mossa e raramente appunto facileca sul mercato, raramente facileca nella stagione, perché da quando è tornato in Serie A Sardana, quando ha conosciuto la Serie A, ha sempre raccolto prima delle salvezze esaltanti e poi dei percorsi europei di primissimo piano, anche con coach Ale Bertolucci, che a inizio carriera ha guidato anche a traguardi europei non indifferenti la formazione ligure, con una finale di CERS, tanto per essere chiari,
e da un appuntamento europeo reduce Sarzana dalla terza Coppa Europea con Final Four tenutisi la settimana scorsa a Giovinazzo. Palo pieno intanto di Bassano con Frani Pinazar, e dicevamo appunto Sarzana che è arrivato a tanto così dalla finalissima, ha perso coi francesi del Noisy-le-Grand, era un avversario forse anche alla portata di questo Sarzana, però sappiamo come va nelle Final Four, sono partite secche, c'è l'illusione ottica del gol di Pozzato, pallina all'esterno della rete, tanto curva a tavolette subito con cori incessanti per la squadra. Dicevamo Sarzana che ci ha provato, ha perso 3-2, c'è stata grande amarezza nell'habitat ligure per questa sconfitta, che ha mancato l'approdo del Sarzana alla finalissima con i portoghesi del Valongo. Sono andati i francesi, hanno vinto i favoriti, i portoghesi del Valongo, che hanno sollevato la coppa. Restavano favoriti anche col Sarzana, sembrano stati favoriti, però è chiaro che Sarzana dopo il brillante cammino europeo ci teneva a fare un ultimo step, e è stato estremamente chiaro alla vigilia il presidente Maurizio Corona, ha detto senza mezzi termini: bisogna rialzare la testa. È chiaro che il cliente Bassano è un pessimo interlocutore perché si va in casa della capolista solitaria, però ha detto non bisogna guardare in faccia niente a nessuno, i punti vanno raccolti dappertutto. Sarzana che è in piena corsa per i playoff, la pratica salvezza già alle spalle, è una squadra che sa essere protagonista sempre ed è il classico oppositore scomodo in senso tattico, tecnico, perché ha qualità, ha le giocate del singolo e anche in questo caso la mente sgombra, non ha nulla da perdere, aveva molta più pressione contro i francesi, stasera può giocare, viene da dire, quasi in scioltezza, mentre Bassano ha la pressione addosso, sa che deve provare ad arrivare alla sfida con Trissino ancora davanti in classifica e poi dopo vada come vada, perché ricordiamo una volta di più che Bassano, che ormai è oltre 2 mesi che è in testa alla classifica solitario, pericolo intanto sulla percussione ospite. Diciamo Bassano sta vivendo un meraviglioso fuori programma con un risultato che per il momento è inatteso. Io sinceramente mi aspettavo il secondo posto a 4-5 punti dalla vetta, non meno, invece addirittura Bassano è davanti, e non da oggi, da inizio anno, a +1, quindi tanta roba come direbbero gli under 30. Attenzione, anche under 40 adesso. Seguiamo ancora l'assalto calibrato di Sarzana, che non vuole concedere evidentemente ripartenze e soprattutto non vuole lasciare comodi appoggi al pressing di Bassano. Ancora la conclusione, para Grimal. Montigel, che dà l'impressione di aver recuperato sicuramente, poi vedremo appunto quanto sarà il suo utilizzo effettivo, non trova subito sbocchi e scarichi comodi Frani Pinazar. Attenzione, possibilità di contropiede, poi rientro di Scuccato è positiva, anche se non riesce poi a gestire pallina. Va Montigel in pressione, la recupera, ancora Montigel dall'alto della sua infinita esperienza. Seguiamo l'attacco di Bassano. Ancora Nando Montigel. Postato dietro la gabbia, Nando Montigel. Lavora bene in fase difensiva Sarzana, non sta concedendo sbocchi. Attenzione, va a sbattere sul muro, la conclusione dello stesso Montigel.
E la curva implora la squadra chiedendo il gol col classico voemo il gol. Però adesso è Sarzana che attacca, trascorsi quasi 5 minuti, 4:45 per la precisione. Prova ad andare in pressione Dubrocher Bassano con Frani Pinazar. È chiaro che c'è la botta da fuori, Scucato, ancora Ubrocher Bassano, Montigel, giro palla prolungato, cercare un varco che non si trova perché sta lavorando bene appunto in fase difensiva Sarzana, e allora costringe intanto Scucato, la conclusione è un po' di rimbalzo di Montigele e obbliga Corona a una parata stile calcio, cioè con la pallina alzata sopra la traversa. Dopo una legnata in precedenza di Capitan Scucato, vuole provare a stringere i tempi Bassano. Entra Gerard Riba per Montigel, appunto deve essere anche dosato Montigel, ma bisogna anche provare nell'ottica di Ale Bertolucci ad avere una maggiore spinta offensiva, e quindi Gerry Riba arriva con questo scopo. C'è un contrasto involontario, però Pozzato tocca l'avversario. Seguiamo ancora l'attacco di Bassano, un fallo a testa per il momento. Ancora si libera, c'è stata una deviazione sulla conclusione di Frani Pinaz che sta per beffare il buon Corona. Bassano sta alzando il suo baricentro, cerca un pressing selvaggio. È chiaro che può esporsi al contropiede, ma il rientro di Riba è puntuale. Ancora il filtrante di Montigel, di Pinazar a cercare Riba per un soffio, non arriva a destinazione, la pallina recapitata da da Pinazar. Pozzato, curva nel frattempo encomiabile, Coria tavoletta ancora da prima che cominciasse il match. Attenzione, prova la conclusione ancora da fuori. È chiaro che il tema tattico, con una difesa che Sergio Festa ha impostato in maniera molto chiusa e coriacea, è evidente che Bassano deve cercare la conclusione da fuori, magari a caccia di una deviazione provvidenziale sotto porta, o per andare magari a rimbalzo sulle cosiddette seconde palle di balaustra. Adesso va così, visto che non riesce a sviluppare il contropiede in campo aperto, nonostante un pressing portato con giudizio e in maniera assolutamente idonea e con criterio. Vediamo intanto ancora Frani Pinazar, la stangata non inquadra la porta. Bassano quest'anno deve fare i conti. È entrato Giuliani al posto di Scucato. È evidente che adesso l'attrazione è anteriore più che mai per Bassano, che sta utilizzando i suoi uomini gol tutti in una volta anche per trovare lo sbocco. È chiaro che entra Tabarelli per De Rinaldis, giocatore che ha fatto molto bene a Giovinazzo lo scorso anno. Sarzana era una squadra che i primi tempi, tanto c'è la botta di Riba, i primi tempi in Serie A
produceva al meglio nella pista del vecchio mercato ed era un'impresa uscire indenni lì, oppure anche cercare la vittoria da quelle parti era qualcosa di onestamente complicato. Adesso Sarzana non solo è solidissimo nel suo covo, ma si fa valere ormai da tempo, da anni, anche in esterna, perché ripeto, ha giocatori secondo me di apprezzabilissima qualità. E adesso proprio Sarzana procede col possesso di palla, poi lo perde nella linea mediana del campo, cerca Jerry Ribu un'assistenza per Pozzato, ma capisce tutto Corona che fa ripartire il movimento dei suoi. È entrato anche Facu Posito a cercare da parte di qualcuno il guizzo, attenzione Giuliano Giuliani, gran giocata, ma è mancato di un soffio la finalizzazione. Giuliano Giuliani che ci ha abituato quest'anno a serpentine fulminanti e magari non avere sempre l'esatta lucidità e la percezione della porta, ma è un giocatore. Gran stangata di Riba, non dimentichiamo che i due giocatori, è entrato anche Cardella, rotazioni continue per quanto riguarda Bertolucci. Non dimentichiamo che Bassano, i suoi uomini gol reputati sono due giocatori di poco sopra i 20 anni, under 22, 21 e 22 anni, e quindi è evidente che non sono nel pieno della carriera. Proprio Ale Bertolucci ci ha confermato qualche settimana fa, ha detto io a 20 anni non ero certo un attaccante implacabile, lo sono diventato attorno ai 25-26, ha detto più 26 che 25, al termine di una logica e fisiologica appunto maturazione. Però Bassano non può aspettare troppo. Intanto Cardella aveva fatto una gran giocata, Cardella era andato via in slalom soft light, aveva messo in difficoltà l'intera difesa di Sarzana e poi al momento dell'ultimo tocco è mancato. Facu Posito, 11 minuti abbondanti trascorsi, 11:04, la partita non si schioda. Bassano chiama time out, Ale Bertolucci vuole parlarci un po' su. Salvo una fiammata di Sarzana, va detto che la partita la sta facendo Bassano in termini di volumi di gioco, in termini anche di occasioni. C'è stato un palo in partenza e poi buone chance per Giuliani e per Cardella in particolare. Però va detto che il pack arretrato di Sarzana sta facendo ottima guardia, nel senso che non sbarella mai, è organizzato e quindi sono quelle partite che serve una pazienza smisurata, tantissima pazienza. Il Canovaccio l'aveva indicato Ale Bertolucci, ha detto bisogna lavorare duro, grande aggressività difensiva, intensità e scelte lucide in attacco. Curva incessante, curva che non perde un attimo e spinge la squadra ai massimi. Seguiamo la botta da fuori di Cardella, non inquadra lo specchio, però Giuliani va a recuperare una gran pallina, poi qua Cardella la sbuccia da buona posizione, ha provato ad affrettare il tiro, non ha colpito a pieno sfera e allora l'ha sbucciata. Ancora Giuliani in progressione sull'out, Giuliani poi cerca uno scarico che non trova, va dietro la gabbia.
Ci ha provato Jerry Riba, non si è fatto buggerare Corona. Seguiamo ora l'attacco di Sardana. È una sfida delicata, chi pensa come sempre che basti guardare la classifica e dice ok, questa si vince o questa... No, non funziona così nell'hockey di Serie A ormai da anni. Non ci sono gare scontate, c'è da sbattersi, c'è da sudare, c'è da pazientare, c'è da a volte anche sacramentare perché le cose non prendono subito la piega giusta. E altrimenti se bastasse la classifica, perché guardare le partite sarebbe tutto logico, scontato. La prima batte tutte le altre, scudetto assegnato di fatto ad agosto, ma sappiamo benissimo che non è così. Ed è anche la bellezza dello sport, a volte la crudeltà perché arrivano delle cocenti labrate sui denti, quando ha gran parata intanto di Grimal su Tabarelli, di cui avevamo fatto le lodi pochi minuti fa, ha incrociato alla grande Tabarelli. E Grimal, che pure non era stato, a parte un intervento, non era stato in attenzione, c'è stato un contrasto. Fallo di squadra Sardana, fallo numero 3. Ci pare sia Jerry Riba, sì. No, è Facu Posito, avevamo visto male il numero, avevamo visto il 4, invece è il 14, entra il dottor Diego Ave. Se c'è una cosa di cui non ha bisogno Bassano, in generale nessuno, sono gli infortuni. Ha solo una botta all'altezza dello zigomo e non ci siano conseguenze differenti. Adesso immagino sessione di ghiaccio, sperando che non ci siano appunto altre complicanze. Esce Posito per l'infortunio ed entra il numero 75. Entra Montigel per Posito. Speriamo che si tratti veramente di poca roba, perché in questa parte lunga segmento di stagione, che è il più importante appunto dell'annata, c'è necessità di tutti. Infortuni sono rovinosi, spesso e volentieri indirizzano le annate. Tanti sono convinti che basti la lavagnetta tattica anche in altre discipline, non solo nell'hockey. Invece se ti vengono a mancare 1 o 2 pedine nel momento cruciale della stagione si fa una gran fatica. Il gran gol in girata di Tabarelli, 0-1. Tabarelli trova lo 0-1 quando sono trascorsi esattamente 13 minuti e 36. Gran girata di Tabarelli. Ed abbiamo detto, lo sport sa essere implacabile. Bassano ha fatto del gran volume, non è stato concreto e Sardana non si è fatto pregare. Giuliani arriva scordinato perché contrastato al momento della battuta, e adesso il gol di Jerry Riba, una sassata che rimette le cose a posto. Una sassata poderosa di Jerry Riba, questo a livello emotivo vale tantissimo, perché Bassano di fatto ha segnato 18 secondi dopo la rete di Tabarelli, e diciamo che il risultato, figurarsi lo 0-1, meno male che Jerry Riba, meno male ovvio per sponda Bassano, siamo tutti d'accordo, però veramente serviva, anticipa Grimal, serviva la giocata dalla lunga di Jerry Riba, perché rasserena gli animi. Cardella forse pretende un po' troppo con un dribbling in più. Fondamentale averla rimessa in pari
chiaro che la strada è ancora lunga e laboriosa, ma averla rimessa in pari in tempi rapidi aiuta tantissimo Lou Broker. Giuliano Giuliani. Ancora Cardella, finta al tiro. Bassano galvanizzato dal rapido pari. Vediamo ancora l'attacco di Sarzana, che ripeto ha gli uomini per creare problemi a chi che sia. Tabarelli è uno di questi, è stata lì, non è che ci sono stati errori in difesa o no, meriti che vanno ascritti a Tabarelli come meriti vanno ascritti a Jerry Riba per il pareggio. Non sempre si può andare a puntare il dito contro questo e quello, come magari fanno in tanti, cercando per forza, altrimenti senza neanche mezzo errore tutte le gare finirebbero 0-0. Però a volte ci sono dei meriti evidenti, come in questo caso Corona che fa un numerissimo. Franny Pinazar si chiarisce con Corona che per ribattere la sassata di Fran deve poi fare un passaggio in panchina per sistemare caschetta e visiera. Non è appunto time out, è semplicemente andava sistemata caschetta e visiera dopo la gran lecca di Franny Pinazar. Adesso Bassano vuol provare a ribaltarla. Montigelli. Ancora Franny Pinazar, scuccato, anzi Giuliani, chiedo scusa, va a rimbalzo sulla randellata parata da Corona. Ancora Jerry Riba ci prova, stavolta non prende il bersaglio, però la balaustra è amica in questo caso della formazione ospite. Tabarelli va via e poi chiama in causa Capitan Borsi. Poi Manrique. Xavier Rubio. Giro palla prolungato da parte di Sarzana che sta facendo un gran possesso, però sa rendersi minaccioso come nella circostanza. Buona la conclusione, ha accarezzato il montante. Jerry Riba e Giuliani portano scompiglio sotto porta. Bassano vuole alzare i giri del motore e soprattutto elevare la pericolosità offensiva. Chiaro, ti prendi dei rischi, attenzione, c'è un fallo, quarto fallo contro i 5 di Sarzana. E adesso la bella notizia in ogni caso è che rientra Posito, che ha smaltito il fastidio precedente. Io ammetto, fatico a accettare gli infortuni di qualunque sponda essi siano, perché è vero, fanno parte del gioco, però c'è sempre una componente di sfortuna. E adesso c'è la rubata in anticipo di Jerry Riba che chiama in causa Montigello, riesce a scattare il contropiede. Bella comunque la giocata di Bassano, una progressione corale, sembra quasi un assalto stile rugby.
con tutti i giocatori coinvolti, un attacco alla mano, anche se ovviamente qua si usano pattini e stecca. La recupera Fran Ipinazar. Qua stavolta non è lesto Bassano sulla conclusione in ribattuta di Corona, sulla prima conclusione di Fran Ipinazar. C'è il sesto fallo di Sardana, sesto. 6:55 da giocare, match complicato come era facile aspettarsi, perché Sardana ha le qualità per mettere appunto in difficoltà qualunque formazione. Rivediamo qua, guardate, Tabarelli si è liberato, o meglio ha eluso la guardia di Cardella, che pure era a 1 centimetro, e ha trovato una gran giocata, mentre aveva mezzo metro di spazio Jerry Riba e non si è fatto pregare. Guardate il gran intervento anche di Corona su tutti, su Frani Pinazar, su Giuliano Giuliani. Qua Jerry Riba non è riuscito in tapin a imprimere il proprio stampo. Tante occasioni davvero. È chiaro che match del genere vanno anche, è rientrato Pozzato, vanno anche gestiti e affrontati sul lungo periodo, non si può pretendere di risolvere tutto subito. Quindi sono gare che vanno appunto impostate anche alla distanza. È stato chiarissimo appunto coach Bertolucci, ha detto non mi interessano gli effetti speciali, queste sono gare da portare a casa anche sacramentando, ma vanno portate a casa. Attenzione, attenzione, cosa ha fatto ancora lui Tabarelli, un'ira di Dio, è andato via in serpentina, sembrava il Tomba dei tempi d'oro. E adesso si distende la formazione ligure a cercare la conclusione, però intercetta Grimalla. Attenzione, per un soffio non riesce la volée a Facuposito, tante occasioni che Bassano non riesce a tesaurizzare al meglio. Adesso ad esempio Frani Pinat ha lo spiraglio buono, però non ha centrato i pali, come si suol dire. Ne abbiamo contate un'infinità. Frani Pinazar, il palo di Pozzato, le conclusioni di Giuliani, il tapin mancato o non concluso degnamente da Riba. Adesso Facuposito, c'è il fallo, il quinto di Bassano. Questo è un fallo che secondo me Ale Bertolucci non gradisce granché, perché è avvenuto in una zona del campo non sufficientemente pericolosa. Comunque bisogna dare atto a Sardana che sta giocando con grande discernimento, perché è vero che dietro ha rischiato, ma è una formazione che non è mai andata fuori giri o in cortocircuito in fase difensiva, nonostante sia stata messa sotto con una pressione costante. Seguiamo ancora l'attacco della formazione ligure.
la recupera ancora Franny Pinazar. E bravissimo Corona nella circostanza, stavolta l'aveva indirizzata bene Fran. Corona senza neanche fare troppo cinema è andata a prenderla sotto l'incrocio. Il tiro non era forte ma preciso. Curva che capisce il momento della squadra in quest'ultima porzione di primo tempo. Facu Posito, ancora Facu, ha fatto la cosa più complicata, è andato via anche in serpentina, ma è una costante di questo Bassano. Sul primo passo diversi giocatori hanno lo spunto per andare via, poi in termini di finalizzazione, di precisione, di rivelarsi dei terminali offensivi c'è qualche impaccio, ma come ha detto ha rischiato con uno stop volante Franny Pinazar che ha messo in difficoltà Grimal. C'è stato un malinteso 3-2 e questo concede un altro possesso a Sarzana. Gara che ha un indice di difficoltà appunto molto più alto di quello che si poteva, anzi che poteva pensare qualche superficialone in servizio permanente effettivo. Questa è la Serie A bellezza, c'è da sudare e sgobbare ogni allacciata di pattino. 3,54 da giocare, vediamo pallina sulla stecca di Pozzato, 1-1 come vedete dalla sovrimpressione, curva a decibel alzatissimi. È entrato Giuliani per Posito, attenzione, grandissimo Corona su Pozzato e questa è l'occasione numero 8-9, ho perso il conto. È chiaro che è necessario essere concreti. C'è il sesto fallo di Bassano e parità nei falli commesso da Scucato. Bassano sa che di non poter giocare col fuoco, con le occasioni, perché queste sono partite sempre delicate. E adesso sradica letteralmente sfera Giuliano Giuliani. La conclusione di Jerry Riva, attenzione, meno male Grimal, ci mette una pezza e protesta coi suoi, chiede maggiore attenzione difensiva. Stavolta l'occasione nitida ce l'ha avuta Sarzana con Moon. Ha sventato l'agguato di Moon Grimal. Questo è l'hockey, se poi non riesce a concretizzare è un attimo essere beffati. Bassano è già successo una volta, poi ha rimediato, poi non ha saputo rovesciare la faccenda. Adesso meno di 2 minuti, c'è l'infrazione.
curva ammirevole. Attenzione, il Pinazar serve sulla corsa Giuliano Giuliani, Scucato, poi non si intende con gli avanti Scucato, attenzione, e ancora Grimal deve in qualche maniera opporsi, ma recupera sfera per un altro possesso Sarzana. Sta prendendo coraggio la formazione rossonera, anche perché vede sì che la tenuta difensiva è eccellente e gli spazi in controtempo per rendersi pericolosi ci sono, e allora ha saggiamente capito che stare in buca sperando di preservare la buccia da solo non basta, bisogna provare anche a fare dell'altro. Ultimo minuto intanto, 1-1. Seguiamo l'attacco Scucato. Giuliano Giuliani, vediamo, c'è un contatto ai danni di Scucato, viene fischiato fallo in attacco a Bassano, che era convinto Scucato di riceverlo a favore il fallo. E adesso ultimo possesso presumibilmente per Sarzana, vediamo la scelta della formazione ligure, se preferirà andare al tiro in estremi sulla sirena o gestire. 8 secondi, attenzione. De Rinaldi sfiora il vantaggio su una gran assistenza, 1-1 all'intervallo tra Broker Bassano e Sarzana, a risentirci tra una decina di minuti circa. Giuliani esce Esposito.
Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi.
Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi. Signore e signori, ben ritrovati al palazzo di Cadolfin, secondo tempo di Ubroker Bassano Sardana. È una sfida che è sul filo dell'equilibrio, 1-1 al termine della prima frazione. Attenzione, palo pieno di Montigel, palo pieno alla primo assalto, davvero anche iellata la formazione giallorossa. Ha fatto tutto giusto, 1-1, le reti, lo ricordiamo, di Tabarelli all'11, anzi 12 e 13 e 24, chiedo scusa, e pareggio immediato dopo 18 secondi di Jerry Riba con un tiro da fuori. Però partita che resta inchiodata sulla parità e quindi Bassano deve alzare i giri del motore, ma più che altro secondo me deve proprio migliorare la percentuale offensiva. Poi se ti gira anche dispari come nel palo di Montigel a portiere battuto è un altro paio di maniche. Reclama un fallo che non viene fischiato. Attenzione, possibilità di contropiede. Frani Pinazar, Bagar e l'Ubroker Bassano è entrato con grande piglio, però non è riuscito a sbloccarla. Abbiamo contato quasi una decina di nitide palle gol contro 3 di Bassano. Il punteggio però è 1-1 e vuole alzare anche il baricentro e guadagnare metri di campo l'Ubroker. La partita è stata interpretata bene, è chiaro che serve qualcosa di diverso. Serve soprattutto pazienza e non frenesia, che detto da qua è molto più semplice. Quando sei in pista è un altro paio di maniche. Anche perché devi avere la capacità di combinare le due fasi, quindi essere efficace davanti ma senza concedere troppi varchi in fasi difensive, quindi c'è tanto da lavorare per Bassano. I falli sono 7 di Bassano contro 6 di Sardana, 8 anzi in questo momento, chiedo scusa, era stato assegnato prima all'ottavo fallo, quindi anche questi peseranno. Una deviazione balorda, stava per tradire Grimal in una serata dove la buona sorte per il momento non è certamente alleata dell'Ubroker, con 2 pali pieni. Seguiamo ancora l'attacco di Bassano contro la difesa schierata di Sardana. Allarga la situazione è particolare, attenzione, e trova la rete Sardana, che sa capitalizzare al meglio il gol di Marri, che è sotto l'incrocio. 3 minuti e 03, guardate.
tutto da rifare. Manrique, Sardana implacabile, 4 palle gol, 2 mandate a segno, 50%, una media straordinaria per l'hockey. Bassano che ne abbia fatto 1 su 10, cioè viene segnato un penalty adesso per fallo su Riba. Vediamo chi si incaricherà del tiro. Tutto il peso sulle spalle di Jerry Riba, non è semplice, non è affatto semplice, perché adesso la gara inizia a farsi delicatissima. Si prova Jerry Riba. Riba contro Corona. Deve prima scrivere il direttore di gara, Brambilla. Si prova Jerry Riba, cala silenzio glaciale. La rete di Jerry Riba! Freddissimo a bollare il 2-2 subito come nel primo tempo. Bravo Jerry Riba. Al 3:09 dopo 18 secondi e stavolta dopo esattamente 6 secondi ha trovato la rete Jerry Riba. Beh, esattamente come prima, il 2-1 sarebbe stato pesantemente incongruo. Attenzione, ancora possibilità di testa, questa mi mancava, Giuliano Giuliani di testa ha liberato l'area su una pallina avvelenata. Giuliano Giuliani sembrava un centrale difensivo, ha liberato di testa. Partita che si sta aprendo, anche se poi è chiaro che Sardana deve difendere il tesoro della parità. Grande bagarre. La pallina filtrante che sta per tradire tutti quanti. Adesso Bassano non deve avere frenesia. Ha avuto la capacità in entrambe le occasioni di rimediarla subito, però non è ancora riuscita a passare avanti. Il pubblico e la curva spinge a gran voce la squadra. È chiaro che Bassano vorrà provare negli ultimi 10 di gara, presumo, o nell'ultimo quarto di partita a far valere magari la differente tenuta fisica, non solo la cifra tecnica. Seguiamo l'attacco di Bassano dopo la contesa, la recupera Montigel. Doppietta di Jerry Riba da una parte e reti di Tabarelli e Manrique dall'altra. Esce pallina nella stecca, attenzione, attenzione, una botta sulla sassata del numero
27, cioè vale a dire Jan Munne l'ha preso sullo stomaco, non c'era volontarietà, ma è una legnata mica da ridere, ha fatto secco, speriamo che non sia proprio il basso ventre, speriamo che sia solo lo stomaco perché già è doloroso. Esce proprio il mattatore della serata giallorossa, cioè Jerry Riba, autore della doppietta, è entrato Pozzato. Giuliano Giuliani. Ancora Giuliano Giuliani. Si distende Sardana che prova a approfittare degli spazi in contropiede, rientro difensivo di Montigelle puntuale e tempestivo. Curva veramente encomiabile, tifo alle stelle, in curva ci ha provato nello smash Montigel, ancora Sardani in avanti, Montigel ancora, il tiro da fuori, ci prova Giuliani. L'assalto adesso più ragionato di Bassano che vuole essere raziocinante in questi attacchi contro la difesa schierata di Sardana. Ancora Frani Pinazar, rinviene su di lui Xavi Rubio. Anzi era Manrique l'autore della seconda rete ligure. Ci sono cambi in vista. Entra De Rinaldis ed entra Tabarelli. Entra Facu Posito per Giuliano Giuliani. Cerca forze fresche dalla panchina alle Bertolucci, come lo stesso fa Sergio Festa, per tenere alti i ritmi. La staffilata, pallina e possesso Broker. Non è la gara più complicata del previsto, io personalmente me l'immaginavo così proprio perché temevo la voglia di rivalsa del Sardana che cerca un'impresa dopo l'amarezza della Coppa Europea. Probabilmente un Sardana che fosse arrivato in finalissima, non dico che sarebbe stato più appagato, ma inconsciamente più abbordabile o con la pancia piena, e invece è giustamente assatanato, sta facendo la prestazione robusta che era lecito attendersi. Si incarta un filo Frani Pinazar, attenzione, c'è possibilità del... poi la recupera proprio Fran che ha capito di aver fatto una mezza boiata, ha detto aspetta che... Attenzione, cosa ha fatto Corona che non si è fatto assolutamente scavalcare da Facu Posito. E adesso si gioca in campo aperto. Anche su Facu Posito ormai veramente Bassano credo sia a 2 su 12 in termini di opportunità nitide costruite. Il tiro da fuori, è chiaro che tutto questo spreco offensivo si rischia di pagare carissimo. E adesso probabilmente c'è adesso un time out chiesto da Sardana, ma immaginiamo che anche
canovaccio è semplice, Bertolucci vuol parlare con i suoi, attività e concentrazione sotto porta, ma sicuramente Sergio Festa non vuole fare il corrietira, certamente non è il gioco. Guardate qua ancora il palo clamoroso di Montigel, bastano 3 centimetri, 2 più in là. Dicevamo non è il gioco che si presta a Sardana a fare il corritira al su e giù, che non porterebbe niente qua al gran gol di Manrique, e vuole una squadra evidentemente più equilibrata con coperture difensive corrette, perché se si fa il corritira è chiaro che è agevolato Bassano, che ha una fisicità superiore e un atletismo spesso dirompente. Qua la rete del 2-2 bollata dal dischetto dallo specialista Jerry Riba, e immagino appunto che Sergio Festa voglia rivedere questo tipo di cose. C'è una squadra assolutamente più equilibrata e più presente nella metacampo difensiva, se no rischi l'osso del collo. Qua guardate Facu Posito, gran occasione, ma Corona è uno di quei portieri che quando è in stato di grazia, e gli capita spesso, quando è in stato di grazia non c'è verso e non si passa mica. Tiro da fuori un po' avventato, poi la recupera Pozzato. Adesso ancora Bassano che cerca l'impressione di conquistare sfera. 15:40 da giocare. Frani Pinazar, il tiro da fuori ancora di Bassano, è ancora pronto Simone Corona. Attenzione, Marri che porta a spasso mezza difesa di Bassano, poi perde la maniglia, perde l'appoggio, recupera brillantemente sfera. Attenzione, qua viene commesso un fallo che a mio avviso andava ravvisato, darà la regola del vantaggio. Adesso vediamo la chiamata arbitrale, attenzione, settimo fallo. Ha aspettato, per così dire, per vedere se si concretizzava il vantaggio. Brambilla ha visto che il vantaggio non si concretizzava più e ha chiamato la punizione. È il settimo fallo ligure. Tiro da fuori, ancora non nello specchio dei pali, ancora bordata dalla lunga. È chiaro che Bassano sta insistendo su questo copione quando c'è la difesa schierata. Adesso non è il caso. Scuccato non riesce a trovare la via della rete. Attenzione, poi si aprono dei varchi voluttuosi nei quali affonda i denti Sardana, anche se poi il rientro della difesa giallorossa. Attenzione, rischia Grimal, poi ne esce Scuccato dal groviglio. Facu Posito non riesce ad andare via in dribbling, non riesce a saltare l'uomo, ci prova Frani Pinazar. Questa è una battaglia veramente senza quartiere. Il tiro di Scuccato a cercare un diagonale sul palo opposto, poi subisce fallo, vediamo la chiamata, e sì, ottavo fallo, fallo commesso alle spalle. 13:47. Entra Cardella per Scuccato, speriamo che poi nel frattempo Jerry Riba, che si è ripreso, poi possa tornare anche lui in pista, perché gli ha sicuramente spezzato il fiato quella pallinata nella bocca dello stomaco. E dico bocca nello stomaco nella speranza che non sia basso ventre, perché altrimenti è un dolore ancora superiore. Seguiamo ancora
l'attacco dell'Ubroker. Attenzione, pericolo per l'Ubroker con l'attacco di Sarzana, che poi prova a muoversi a pieno regime facendo possesso perimetrale e soprattutto far respirare anche il proprio portiere. La recupera Cardella, attenzione. Poi c'è il possesso ancora giallo-rosso. Pallina persa banalmente da Pozzato, che forse cercava l'appoggio di un compagno, poi proprio Pozzato decide di andarla a recuperare, rimedia l'errore. Così mi piace, i giocatori possono sbagliare, non c'è niente di male, è importante poi recuperarla. Nono fallo intanto per il Sarzana, ne ha commessi 3 in rapida sequenza. Attenzione, si recupera e rifiata soprattutto Corona, che è messo sotto assedio. Seguiamo ancora l'attacco di Sarzana con Pozzato che va a lottare leoninamente. La rete qua, Grimal non riesce a tenere pallina e c'è il 3-2 di Sarzana che a freddo colpisce un'altra volta. Ancora Tabarelli, minuto 17:50, Tabarelli di rimbalzo, 3-2. Morosamente in salita per Bassano, veramente sembra una maledizione. Ci vuole parlare Schubert, veramente sembra una maledizione. Ha costruito un'enormità di gioco la formazione giallorossa. Sembra veramente un match stregato. Doppietta di Tabarelli. E Bassano adesso ha 12 minuti e 10 per provare quantomeno a raddrizzare la contesa. E la curva capisce il momento. Vediamo Pozzato. E tra l'altro Bassano sta anche patendo l'assenza di Jerry Riba, che fra un po' immagino rientrerà. Seguiamo ancora l'attacco del Sarzana, che adesso prova veramente a tutelare il suo tesoro.
Vediamo ancora la scelta dei giallorossi. Entra Jerry Riba per Facu Posito. È tornato Riba che ha realizzato le 2 reti per adesso che sanciscono il 2-3, le 2 reti di marca o broker. Adesso è chiaro che Bassano si dovrà prendere dei rischi a costo di sfilacciarsi, perché bisogna fare i conti anche col cronometro. Ancora Cardella. Ha provato un filtrante a verticalizzare. Prova la percussione centrale, stavolta Grimalci mette una pezza. È entrato anche Montigel per Pozzato. Serve anche la garra di Montigel. È entrato anche Giuliani per Pozzato, viene assegnato un penalty. Non ha avuto dubbi il direttore di gara. Si tratta di Marinelli. Si prova ancora Riba, non è semplice. Vediamo. Beh, c'è stato sicuramente un contatto su Montigel, era ben piazzato Marinelli. Borsi ovviamente non è d'accordo, è il gioco delle parti. Immagino sarà ancora Riba a incaricarsi del tiro. Anche qua vagonati di responsabilità per Jerry Riba. Che ha un macigno sulla spalla, con un portiere che è in stato di grazia stasera, in gran spolvero. La rete, Jerry Riba, 2 su 2 per lui, 3-3. La rimette in piedi ancora Jerry Riba, tripletta, 15-23, rigore di Riba, 3-3. E ancora una volta è sollecita, Riba mette una pezza. Ma questa lo diciamo da adesso, lo diciamo anche prima, è una partita stregata. Bassano ha segnato, ripeto, 3 gol su 13 nitide palle gol, di cui 2 su rigore. Credo che Sardana ne abbia fatte 3 su 6. Vediamo, c'è un po' di conciliabolo. E quindi il volume di gioco, fosse la box, sarebbe già indirizzati i punti, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, la pallina vuole dentro e andarci vicino appunto conta solo nelle bocce. Vediamo se Bassano riuscirà a ritrovare nuova linfa. Partita è lunga ma non lunghissima. Seguiamo l'attacco. C'è Montigel in marcatura ferrea su De Rinaldi, c'è una bagarre, attenzione. Vediamo cosa viene chiamata, attenzione. Brambilla vuole tutte e due, Montigel e De Rinaldi, si ammoniti tutte e due, è una chiamata giusta secondo me, perché si stavano sbracciando. È chiaro che i due in questo momento non andranno a cena assieme stasera, è evidente, non corre buon sangue. Allora è intervenuto Brambilla e ha fatto capire come avvertimento. Intanto arriva il giallo, se andate avanti vi beccate qualcosa di più.
fa capire ripartenza Bassano, Giuliano Giuliani finta il tiro, seguiamo Cardella, il tiro di Cardella, niente da fare, la recupera in qualche maniera Sarzana e adesso serve ovviamente, servono 1000 occhi, servono attenzioni difensive, serve attenzione davanti, dico delle cose che sono anche abbastanza prevedibili, me ne rendo conto, ma adesso sono veramente i dettagli, che poi i dettagli non sono mai a tracciare il solco. Curva che spinge al massimo del volume la squadra. Sardana sa essere velenoso come un cobra. E Bassano sta pagando a carissimo prezzo il suo deficit offensivo. Intanto nono fallo anche per Bassano, adesso al prossimo fallo si andrà comunque a tirare il penalty. Partita che si sta fatalmente innervosendo. Bassano non ha interesse a metterla in bagarre. Vedremo quale delle due squadre andrà per prima sul dischetto. Ancora manovra elaborata da parte della formazione ligure. E c'è il 10° fallo, è arrivato adesso, sarà Sardana a battere il dischetto. Vedremo chi si incaricherà dell'esecuzione, c'è un giallo. Sarà Tabarelli lo specialista. Tabarelli autore di una doppietta fino a questo momento, sicuramente il migliore dei suoi insieme a Corona contro Grimal. Ci prova Tabarelli, vediamo. Momento cruciale, momento spartiacque della partita. Attenzione. Sbaglia Tabarelli, aveva fatto tutto giusto, l'esecuzione sembrava che potesse buggerare Grimaldi, invece guardate, gliel'ha tirata sotto ma non nello specchio. Quindi per il momento Bassano è sopravvissuta al 10° fallo, adesso vedremo se sarà Sardana a commettere il 10° fallo. Bagarre completa, però qua non può essere che ogni contatto a finire per terra. Vediamo, c'è il conciliabolo col tavolo. Seguiamo. Adesso veramente ogni contatto è una nuvola d'ira.
Cioè, è arrivato adesso il 10° fallo, un po' ingenuo a mio modo di vedere, mio modo di vedere un po' ingenuo, ma forse Sardana ha quasi preferito togliersi questa spada di Damocle dalla testa. Si prova ancora a Riba, prova la terza prodezza di serata, non si può chiedere la luna ogni volta a Jerry Riba. E stavolta niente da fare, tira fuori il penalty. È chiaro che in stato di grazia Riba ci ha provato. Vediamo la chiamata. E viene dato il blu a tutte e due, a Montigelli. Quindi Borsi e Montigelli si stavano un po' pizzicando. Quindi si giocherà con 4 contro 4 e 3 uomini di movimento. È un sudario questa partita. Seguiamo l'attacco adesso di Sardana, commette fallo sull'irrefrenabile Tavarelli, 11° fallo. Attenzione al varco, la recupera Giuliano Giuliani, prova a schizzare in avanti ma monta su di lui la guardia del difensore e adesso è Sardana che riparte. È un su e giù selvaggio, attenzione, incredibile, la traversa di Montigelli. Si può dire sfiga? Beh, se non si può dire l'ho già detto. Questa Frani Pinazar traversa sul portiere scavalcata, è stata traversa interna, la pallina è rimbalzata sulla linea. Veramente non c'è neanche un refolo di vento a favore. Incredibile davvero. La pallina che abbiamo visto tutti quanti dentro, questa veramente, lo diciamo adesso, lo ribadiamo adesso, è una partita assolutamente stregata. Poi sicuramente Bassano, guardate qua, ha certamente delle responsabilità perché bisogna anche realizzare il tanto che si crea, però veramente non c'è un refolo di vento a favore. Basti pensare anche, per dire, alla terza rete di Sardana che è arrivata su un rimpiattino, su una pallina che è rimasta lì. E quindi siamo a 3 gol realizzati su 14 opportunità. Incredibile davvero. Pozzato, Riba, la conclusione di Riba è scentrata, la recupera ancora Jerry Riba. Gol! L'ha messa ancora lui, Jerry Riba, l'ha messa ancora lui, e guardate, un'accompagnata che è un gioiellino al 20-21. Non so se basterà, ma se c'è un filo di giustizia, santo Dio,
4-3 Bassano, è la 15ª nitida opportunità ed è andata a segno. 4 su 15. Sembra un po' la media di tiro della Fortitudo, che non ci prende quasi mai né da 2 né da 3, però per il momento è seconda, piccola digressione. 4 su 15 e 4-3, capolavoro di Jerry Riba, un'accompagnata ma potentissima sotto l'incrocio, e solo un capolavoro poteva beffare Simone Corona. Poi adesso c'è da stare in trincea perché la partita non è affatto chiusa con questo Sardana che sa essere graffiante, mortifero e letale, che si fa bastare appunto 6 palle gol per realizzarne la metà. Bassano ha dovuto fare il triplo per non arrivare a bollarne neanche un terzo, tanto per rendere l'idea. 4-3, Jerry Riba, capolavoro, e adesso Sardana dovrà fatalmente scoprirsi un po' per cercare di arpionare il tesoro del pari. Dopo si tratterà di capire se è rientrato Montigel ed è rientrato anche Borsi, anche se è entrato Tabarelli, perché Sergio Festa adesso deve prendersi dei rischi, e lui. E adesso, se prima c'era la lotta col cronometro, adesso questi 4 minuti e 10 sembreranno eterni per quanto riguarda Bassano. Sta avendo l'ennesimo rimpiattino davanti Manrique, e adesso sarà da capire la scelta di Dell'Ubroker, se sarà prettamente conservativa, nel senso di gestire il possesso evitando di prendere rischi ed andare a concludere solo alla scadenza e allo scadere appunto dei 45, oppure se invece si vorrà lo stesso essere propositivi, scegliendo di attaccare e di restare nella metacampo ospite. Vediamo, mi pare che stia prevalendo la prima ipotesi, quella più prevedibile, di gestire il capitale Jerry Riba. C'è stata una chiamata arbitrale, c'è anche un time out. È Sardana che vuole ragionarci su Sergio Festa. Immagino che così l'ultimo minuto abbondante Sardana si giochi il quinto uomo di movimento. È un'opzione che immagino un tecnico con un passesta non vorrà assolutamente farsi sfuggire. Sardana è una formazione che nessuno ai playoff vorrebbe incrociare, perché è la cosiddetta pigna, nel senso che chi se la trova sbuffa, perché è una squadra quadrata, con qualità, con organizzazione, con identità tattica e soprattutto con giocatori che hanno nel loro bagaglio il guizzo, la magata, il gioco di prestigio. Tabarelli è uno di quelli. Guardate ancora però la regia di Alessandro Lago, e dal bello alla riprese ci fa vedere questo capolavoro. Elias Dal Bello alle riprese e Ale Lago in regia ci ha fatto vedere e apprezzare, chiaramente su sponda giallorossa, il capolavoro di Jerry Riba, ma credo che qualunque appassionato di hockey non possa che applaudire il poker di Jerry Riba. Seguiamo ancora l'attacco di Sardana. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, saranno roventi. Prova a recuperare Sfera, attenzione. Era una gran giocata questa di Riba, perché in diagonale perfetto, ma non si è fatto sorprendere, tanto per cambiare.
Simone Corona che tiene in vita i suoi. Jerry Riba scatenato. Ancora Montigel che subisce la pressione avversaria, prova a portarsi a spasso la difesa ligure. Contatto sandwich. 11° fallo a Sardana, vediamo di capire. Era al limite dell'area, appunto, non quasi al limite dell'area, non dentro. 2:13, prima il cronometro che sembrava correre impazzito. Guardate, ancora una giocata a sorpresa, c'è arrivato anche lì Simone Corona che era coperto ma ha allungato le manone. E adesso ancora assalto di Sardana, siamo negli ultimi 2 minuti. Immagino che l'ultimo minuto, attenzione, vediamo se la scelta sarà in questo momento. Festa preferisce attendere qualche altro secondo, 1:35. E adesso ancora sempre quintetto classico per Sardana. Attenzione, ancora possesso rosso-nero. E adesso è Lubrocher Bassano che sta, per così dire, in buca, 1:10. Vediamo se ha la contesa. 1:10 eterno, ancora non muove, no, il possesso era Bassano. Pozzato, raddoppio su di lui, interviene anche Montigel, la recupera Jerry Riba. Siamo entrati nell'ultimo minuto e adesso, come immaginavo, ecco che entra il quinto uomo di movimento per Sardana, che adesso con gli ultimi 40 secondi cerca l'assalto con 5 uomini di movimento per tenere in buca Lubrocher Bassano. 29 secondi. Curva che non molla di un istante, sta cantando ininterrottamente da tutto il secondo tempo. Davvero straordinari, ma non mi stancherò mai di ribadirlo. Seguiamo l'attacco, adesso è Borsi il capitano che cerca il compagno libero. Vediamo, viene fischiato fallo in attacco a Sardana, attenzione, c'è Bagar e rientra Corona, 20 secondi da giocare. Adesso Bassano deve provare a tenere sfera sul pressing, immagino selvaggio di Sardana, va via di fisico Montigel, ancora Montigel, 10 secondi. Ancora l'attacco di Sardana, poi la recupera, attenzione, e c'è il fallo, attenzione, ci sarà il blooper, è inevitabile, a 1 secondo e 3 decimi. È qua ostacolato ovviamente l'intervento, stava andando in porta. E quindi Bassano deve tenere per questo secondo e 3 decimi con un uomo in più.
deve entrare il portiere di scorta Grossi. E finisce così, 4-3 per Lubrocher Bassano, una vittoria al di là del risultato estremamente meritata, certo sofferta ma meritata. Ricordiamo 4 reti segnate a fronte di almeno 15 nitide opportunità. Sardana ha fatto un eccellente, ragguardevole 50% offensivo, 3 su 6, però è chiaro che alla lunga l'ha spuntata la superiore cifra tecnica del Lubrocher Bassano su un straordinaria tenuta agonistica del Sardana, che ha saputo veramente reggere in grande stile, e se questo è il Sardana ai playoff ci arriva filato. E Bassano tiene il comando della classifica solitaria. Per il momento è tutto, signore e signori, buonasera.